Circa 1100 atleti hanno fatto passerella sui prati dell'area golenale del Brenta per aggiudicarsi il titolo di campione regionale di corsa campestre in un contesto bellissimo che merita anche più della pur prestigiosa rassegna crossistica regionale. Una prova eccezionale che ci fa guardare verso il futuro con uno sguardo certamente ottimistico che ci fa pensare ancora più in grande e che spero di poter nel breve tempo dare delle notizie molto liete, molto interessanti a tutti gli sportivi locali del Veneto e agli appassionati di atletica leggera e di cross. Il presidente regionale ha detto non mi sbottono e quindi ci manteniamo un po' sul riservato. È chiaro che vedendo questa partecipazione, questa collaborazione, l'amministrazione locale che è attentissima, i miei ragazzi sempre disponibili, viene voglia e l'appetito viene mangiando, quindi vedremo per i prossimi anni dove andare a parare. Grazie alla macchina organizzativa, all'amministrazione, ai tecnici, ai volontari, agli sponsor, abbiamo penso dato prova di poter reggere e anche di essere, come dire, preparati a gestire in questa location una manifestazione che per quanto mi riguarda, e parlo a nome di tutta la nostra comunità, ci rende orgogliosi. Ad una settimana dai campionati italiani di Correggio sono ancora loro i protagonisti, i cadetti. In campo maschile vittoria sofferta del vicentino Mirko Cocco che batte Valentino De Nardin in una vincente rush finale e conferma il suo buon stato di forma dopo l'8° posto conquistato in terra romagnola. Tra le cadette, complice anche l'assenza dell'amica rivale Elena Bellò, dominio assoluto di Francesca Tommasi della New Foods Verona, al suo primo anno di categoria ma già capace di piazzarsi seconda ai nazionali dietro all'inarrivabile Nicole Reina. E grazie soprattutto ai tanti punti conquistati da Francesca, l'insieme New Foods Verona stravince la classifica di società nel settore promozionale. Menzione obbligata anche per i bellunesi del gruppo sportivo La Piave 2000 e i trevigiani dell'Atletica Villanova Sernaglia, leader rispettivamente nella classifica combinata cadetti e in quella ragazzi. Sicuramente buoni i risultati delle punte, però c'è voluto l'impegno di tutti per riuscire ad ottenere il risultato finale. Riusciamo con parecchi allenatori molto giovani che si danno molto da fare in attività sia a scuola che poi riuscendo a portare i ragazzini al campo e a lavorare molto bene. Nella categoria allievi si confermano i vincitori di Galliera Veneta. Tra le donne è Laura Maraga della Quentin Belluno ad imporsi grazie ad una gara controllata che l'ha vista uscire allo scoperto nell'ultimo giro. All'inizio sono rimasta sul gruppo e poi si è ottenuto, ho fatto anche un po' più fatica perché la settimana scorsa sono anche stata male. E sì, comunque ho cercato di tenere un ritmo costante e poi verso l'ultimo giro ho aumentato cercando di fare le salite un po' più con agilità e l'ultimo giro appunto ho iniziato ad aumentare un po' e alla fine è andata bene. Tra i maschi, eterno duello tra Riccardo Donè e Tommaso Biondani che riesce a vincere la gara ed a conquistare il suo primo titolo regionale. La partenza è stata abbastanza tranquilla e poi il ritmo è andato aumentando durante i chilometri fino a quando al 3° chilometro sentivo le gambe che giravano ancora abbastanza bene. Ho provato a fare un allungo e ho visto che prendevo qualche metro, allora ho provato ancora a incrementare e le gambe hanno tenuto bene. Sono veramente contento di questa prestazione perché speravo di vincere, perché non avevo mai vinto un campionato regionale fino a questo punto e finalmente mi è andata bene. Per lui una doppia soddisfazione dopo il 3° posto ottenuto agli italiani di Correggio. Avevo molta paura di quella gara lì perché temevo soprattutto la partenza, perché sapevo che c'era il rischio di cadere perché ci sarebbe stato molto agonismo e anche lì è andata veramente bene perché sono riuscito a tenere gli avversari che erano a fianco a me. Alla fine ho fatto
sono riuscito a batterli alcuni, non i primi due perché erano troppo forti. Sono veramente contento di questa stagione. In campo assoluto, dominio per l'Atletica Città di Padova. La concorrenza è finita lontana e al doppio titolo di società il club patavino ha saputo abbinare la vittoria dell'intramontabile Silvia Sommaggio nel cross lungo, oltre all'acuto di Marco Pettenazzo nel corto Under 23. E l'Atletica Vicentina si consola con il titolo individuale conquistato da Gloria Tessaro. Il percorso è particolarmente veloce, per cui siamo partiti in allungo e ho cercato di stare fin da subito in testa per vedere come si stabilizzava la situazione, e dopodiché ho deciso di provare ad allungare. Sentivo sempre l'amorosino dietro che mi assediava e speravo insomma che mollasse, però ho tenuto duro fino alla fine. Dopo la più forte ha avuto la vincita, insomma. Nessun titolo tra i maschi per l'Atletica Vicentina, ma un buon secondo posto di Alessio Morini, che si arrende solo all'atleta dell'Ana Feltre Federico Polesana. Il percorso intanto era molto veloce, poco tecnico, poche curve secche, quindi un po' adatto per le mie capacità. Sono partito abbastanza adagio perché comunque sono sempre 6 km e dopo circa mezzo chilometro sentivo che le gambe giravano e ho detto insomma rischiamo, proviamo a partire. Male che vada, insomma, sì, è sempre comunque una gara, ce ne sono altre, per cui ho detto è giusto rischiare, questa è anche l'atletica, per cui sono partito, ho visto che ho preso subito un po' di distacco dai miei avversari, ho tenuto e per cui sono molto soddisfatto, insomma, è stato un bel allenamento e una bella prova. Nel cross corto tra i seniores conferma per Antonio Garavello, che scarica la sua rabbia per non aver potuto prendere parte ai campionati italiani di Correggio a causa di un acciacco fisico, dopo che erano state sue tutte e 3 le prove del CDS fin qui disputate. L'atleta di Assindustria Sport Padova si piazza secondo nella gara di 9 alle spalle del keniano della New Foods Makalla, ma conquista il titolo regionale. Sono contentissimo di aver vinto il titolo perché ho avuto questi ultimi giorni un inconveniente fisico e ho dovuto prendere gli antibiotici che mi hanno un po'... però avendo vinto le prime 3 prove mi dispiaceva non provare oggi, quindi ho detto proviamo ad andare e diamo tutto lo stesso e vediamo come va, e quindi sono contento del risultato. Bellissima giornata di sport quella vissuta a 9, ottimamente orchestrata dall'Atletica Marostica in un percorso che piace sempre di più. Percorso già disegnato l'anno scorso per i campionati italiani studenteschi, è stato un po' rivisitato, allungato e adattato a questa gara che prevede anche la misura maggiore dei 10 km. È un percorso, vi riporto un po' le impressioni che ho raccolto adesso che torno appunto da un giro di perlustrazione, e tutti sono entusiasti perché il percorso è completamente erboso. Poi queste leggere ondulazioni creano poi la differenza, perché c'è proprio qualche selezione proprio nei momenti in cui ci sono le piccole salitine, pur non essendo grandi asperità.